Salve, sono Bruna Costantini e inizio sempre il mio racconto dicendo che sono nata in una fabbrica di perline e che la mia culla è stata una cassa di legno, perché fin da bambina sono andata prima nella fabbrica del nonno, poi nella fabbrica di papà, dove ho un ricordo bellissimo di come si fanno le perline, cosa che non è mai stata registrata. È solo un mio ricordo, è molto difficile da spiegare perché ho bisogno di gestualità. Iniziamo dalla fusione del vetro. Abbiamo il forno, il crogiolo, il vetro chiaramente sappiamo come è fatto, non sto a dilungarmi. Comunque, prima il nonno, poi papà erano tecnici del vetro, ovvero facevano la ricetta, che era molto nascosta, perché tutti ci mettevano, non come adesso che i colori sono colori, ma ci mettevano l'anima, cioè le sfumature, anche perché parliamo di un 50 anni fa, si potevano usare dei minerali che adesso sono proibiti, tipo l'arsenico, tipo il cadmio, e sono tanti i minerali proibiti, quindi certi colori non si possono più fare. E seguivo il nonno, seguivo papà e la stanza dove veniva fatta la ricetta era chiusa a chiave. Chiaramente io entravo e non potevo capire il segreto e l'anima che ci mettevano. Veniva caricato tutti i vari minerali, buttati dentro il crogiolo, dopo una notte di fusione era pronto per lavorare. Arrivavano i maestri, i serventi, ed ecco che arrivavo anch'io in giornata e il fascino di vedere il maestro che con un bastone di vetro prendeva una certa quantità di pasta incandescente di vetro, sopra un tavolo di ferro faceva girare e in pratica diventava un cilindro che poi con una pinza provocava un foro e diventava un bicchiere incandescente di vetro. Il servente con un altro bastone sporcava l'inizio del bastone nella pasta di vetro e per fusione lo attaccava e il maestro dava un bastone a un servente e uno all'altro, i tiracanna, i famosi tiracanna, e camminavano per 100 metri e il foro provocato dal maestro rimaneva lungo i 100 metri. Allora, quello di sinistra camminava normalmente, quello di destra si chiamava il consaurer. Cosa succedeva? Dava più lo spessore regolare della canna, perché chiaramente tutto un giorno di su e giù era un po' difficile che la canna uscisse abbastanza spessore. Dopodiché, finita la giornata, un addetto con un coltellaccio che tagliava i 100 metri e faceva dei pezzi di canna da 1 metro, 1,20 m, pronti per il taglio. Per il taglio, naturalmente, nella macchinetta c'erano dei rulli, degli spessori dove venivano posizionate le canne, ma non tutte le canne, come ho detto prima, avevano lo stesso spessore. Cosa succedeva? Che una donnina si metteva seduta, prendeva una certa quantità di canne, se le appoggiava qui e a tatto riusciva a sentire e distinguere un po' la misura per dare un po' la regolarità per il taglio. Dopodiché la macchina del taglio era tutto di ferro, ripeto, c'erano i rulli che portavano avanti la canna appoggiata e un coltellaccio che tagliava. La macchinetta portava avanti e il coltellaccio tagliava. Alla fine c'era un bidone pieno di pezzettini di vetro, non si possono chiamare perle, venivano portate in un'altra stanza dove una macchina, potrei dire, non è una tramoggia, perché la tramoggia passiamo dopo. In pratica 4 cassetti di ferro rigati
venivano buttate 4 secchie, azionato il movimento e con lo scuotimento usciva la polvere di vetro, le schegge, perché chiaramente una volta tagliate c'erano le schegge di vetro. Dopodiché venivano tappati i fori con una miscela di calce e carbone di legna, polverizzato, che sembra che io dica una brutta parola, si chiamavano siribetti. Queste perle, pezzetti di perle taglienti, venivano tappate con questa miscela di calce e carbone per l'arrotondamento. Perché venivano tappate?